Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Relativo al progetto che vi presenteremo tra poco. Come avete visto, insomma, i nostri ospiti sono già pronti dallo studio di Pordenone per parlare, insomma, per quanto riguarda un progetto importante legato a Horizon Informatica e non solo. Prima però chiaramente gli aggiornamenti relativi alla cronaca. Allora iniziamo sul fatto di quello che è successo stamattina con la telefoto in sovraimpressione. Vedete il distributore di benzina preso di mira dai ladri durante la notte con una ruspa, praticamente come avevamo già dato nel corso della mattinata. Con una ruspa hanno divelto le colonnine del self-service di una stazione di servizio e poi sono fuggiti con il denaro contenuto al loro interno dopo aver caricato il dispositivo su un furgone. Accaduto nella notte ad Azzano Decimo, in un distributore di carburante. I danni alla struttura sono ingenti, mentre in corso la quantificazione del bottino. Indagano i carabinieri del Norm di Pordenone. Soltanto 48 prima un furto con le medesime modalità era stato sventato a Porcia. In quell'occasione una pattuglia della volante della questura era transitata in zona proprio mentre i malviventi stavano cercando di trasportare altrove la cassaforte, costringendoli alla fuga. E proprio ieri, 24 ore fa, la rapina all'ufficio postale per quanto riguarda l'ATM durante la notte, il servizio dello sportello Bancomat dell'ufficio postale di Zoppola, con il furto che si sta quantificando, pensate, in 45.000 euro,
oltre ai danni materiali che hanno costretto alla chiusura dell'ufficio postale. Addirittura si parla di 6 mesi prima della sua riapertura, ma insomma le immagini parlavano chiaro, i danni sono ingenti, non da poco conto. Cambiamo argomento perché continuano intanto le ricerche del disperso per quanto riguarda la persona dispersa in Carnia, per quanto riguarda il 48enne. Da 4 giorni i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine stanno coordinando le operazioni di ricerca, del quale non si hanno più notizie. È uscito dalla sua abitazione il 15 febbraio scorso. I vigili del fuoco sono presenti con il furgone dell'unità comando locale che funge da base di coordinamento delle operazioni, 2 unità cinofile provenienti dai comandi di Pordenone e Venezia, 2 unità TAS, che è la topografia applicata al soccorso, 10 operatori dello speleo alpino fluviali che stanno perlustrando le zone impervie della Carnia, gli argini del fiume Tagliamento e un coordinatore delle operazioni. Le ricerche odierne sono state estese alle zone meno battute e vedono anche la partecipazione del personale della Guardia di Finanza e Protezione Civile regionale presente con persone, droni e elicottero. Chiaramente ci auguriamo nel corso di questa diretta di potervi dare insomma ulteriori notizie. Allora apriamo invece la nostra pagina informativa dedicata al progetto di Horizon Informatica, un progetto importante. Allora passo subito e saluto già collegati con noi Giuseppe Quadrin, che vi ricordo che è il CEO dell'Horizon Informatica, e Massimiliano Vienna, che invece è il responsabile marketing. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Direttore. Allora Giuseppe, a te la parola per spiegare di che cosa si tratta, poi avremo anche un video nel corso della diretta. Allora, come avevamo già preannunciato alcune settimane fa, che si era accennato questo progetto che adesso andremo a spiegare nei dettagli, siamo giunti alla partenza. Praticamente il progetto è completo, le inserzioni sono state integrate, stiamo ultimando alcuni ritocchi su alcuni servizi di secondo piano. Cos'è HZ Store? HZ Store, come già accennato, è la replica papale di quello che è un centro commerciale normale, ovvero i negozi, le aree di svago. In questo caso noi l'abbiamo trasformato in aree di chat dove poter comunicare e consigliare i negozi o parlare anche d'altro. Nelle aree cinema, ovvero dove andiamo a replicare ovviamente on demand con la TV di Friuli TV, con le trasmissioni coordinate da Omar, e in più altri video tutti on demand. È un servizio che rimane attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi non ha gli orari o gli obblighi di un centro commerciale. E una cosa importante da sottolineare è che è un centro commerciale che funziona anche in periodo di pandemia e non solo, perché essendo un centro commerciale virtuale, qualsiasi DPCM non ha, verso di lui, usiamo questo termine, non ha funzione, nel senso che uno da casa tranquillamente, seduto comodamente anche col suo iPhone o smartphone o comunque qualsiasi cellulare di nuova generazione, o anche con la Smart TV, tanto per essere chiari, può entrare dentro nel progetto e in base ai piani di interesse può entrare dentro e visitare quello che è il centro commerciale virtuale prodotto da Horizon Informatica. Esatto. Come funziona? I negozi hanno la stessa logica dei negozi di un centro commerciale, quindi si entra portando o il proprio negozio o andando in affitto in questi negozi. Affitti che possono essere trimestrali, semestrali o annuali, rinnovabili con canone mensile, e questi spazi sono totalmente gestiti e aggiornamenti software da parte nostra, quindi il cliente si deve solo curare, o cliente, in questo caso il nostro cliente, ma il fornitore del cliente finale, così chiamato, quindi il negoziante, si deve solo curare di caricare e gestire i suoi prodotti e la sua vetrina. Ovviamente oltre ai singoli clienti c'è la vetrina generale, ovvero le promo, le possibilità di andare in vetrina, di spostare il proprio negozio per una settimana tra i negozi principali e tantissime funzionalità. Come si può vedere? Con una demo, chiamando noi in sede al 0434 088 203 o 088 204,
e fissando un appuntamento telefonico con un nostro commerciale che illustrerà la demo direttamente online. E allora, se permetti, mi dicono dalla regia che è pronto il video, possiamo lanciare intanto questa breve clip di presentazione e poi continuiamo con il discorso. Allora, per chi si fosse messo in ascolto audio video in questo istante, siamo in diretta, sono le 14:51 per chi ci segue, è live per quanto riguarda l'edizione giorno di infofriulitv.net. Dopo le notizie di cronaca stiamo parlando del nuovo progetto messo in pratica da Horizon Informatica, questo centro commerciale virtuale 4.0. Collegati con noi in basso il CEO di Horizon Informatica, Giuseppe Quattrin, mentre alla vostra destra avete Massimiliano Vienna, che è il responsabile marketing. Abbiamo appena lanciato il promo di presentazione un po' per spiegare come funziona, ma soprattutto Giuseppe Quattrin sta andando nei dettagli per farvi capire esattamente di che cosa si tratta. Sì, allora, come avete potuto vedere dal video, in sintesi è formato da 3 passaggi fondamentali, quindi la condivisione del proprio negozio, la possibilità di comunicare direttamente tra clienti, quindi non appoggiandosi a servizi di secondo piano come Google My Business o da servizi delle recensioni esterne, ma si possono fare le recensioni al momento in live, come si suol dire, e in più un area svago dove poter un attimo divertirsi, prenotarsi e coordinare la propria attività. Attenzione a una cosa, che tutto questo da parte del cliente, da parte diciamo del negoziante vale la stessa cosa, ovvero la possibilità di comunicare con altri negozianti, scambiarsi i prodotti per la vendita, quindi se hanno richieste possono comunicare tra di loro. In più verrà integrato, però questo in un secondo momento, andrà a interagire direttamente con il reale, ovvero la possibilità per chi fa prodotti d'esporto, chi gestisce prodotti d'esporto, la possibilità di ordinare direttamente al classico negozio, non faccio nomi per non creare pubblicità, che sono presenti nei centri commerciali, e con la possibilità di avere il cibo direttamente a casa. Ovviamente per il momento non possiamo ancora mangiare online. Chiaramente, come ha detto Giuseppe, il progetto, perché è un progetto innovativo? Perché per la prima volta vi portiamo in casa, cioè siete voi che a casa vostra avete il centro commerciale, cioè non dovete montare in macchina, spostarvi eccetera, ma con una semplice connessione internet potete collegarvi a questo progetto di Horizon Informatica, entrare dentro nel nostro centro virtuale commerciale e in base alle vostre esigenze salire i piani per andare dal negozio del supermercato all'abbigliamento, all'arredamento o addirittura al tempo libero. Esattamente, hai sintetizzato il tutto in poche parole. Il senso è quello: portiamo a casa il centro commerciale. Quindi, e soprattutto non dobbiamo investire, cioè bloccare magari una strada mesi eccetera, non ce l'abbiamo in tempo reale praticamente, no? Certo. Massimo, so che volevi dire qualcosa. So che Massimiliano voleva dire qualcosa. C'è un doppio vantaggio che va sia per il negoziante che ascoltando, per l'abbiamo perso. In attesa di recuperare Massimiliano Vienna, torniamo con Giuseppe Quattrin. Dicevamo il vantaggio di avere un doppio, anzi un triplo servizio, non a caso 4.0, a portata di click.
Esatto, quindi il progetto ovviamente andrà sempre in fase di evoluzione, seguiremo anche i consigli, perché noi abbiamo creato la struttura, ma ben vengano consigli esterni per poterlo potenziare. Quello che mi preme dire non è il classico portale di acquisti online. Un centro commerciale non è un portale, il centro commerciale permette di qualsiasi tipologia di attività all'interno. Ci sono tantissimi portali in giro che mi scelgo il multinegozio e vado lì ad acquistare. Qui è un po' diverso perché, come accennato prima, oltre all'acquisto direttamente online, si può direttamente interagire e interagisce poi tramite app direttamente per gli acquisti e le consegne direttamente a domicilio anche di prodotti cibo per darsi, quindi i pranzi e le cene da esporto. Senti, ma il cliente che usufruisce del centro commerciale poi direttamente o indirettamente come deve operare? Quindi lui deve solo preoccuparsi di come aggiornare la sua vetrina in negozio, caricare prodotti, scaricare i prodotti venduti e basta. Tutto il resto ci arrangiamo noi a livello di software. Chiaro. Praticamente quello che conta è che Horizon Informatica fa, diciamo così, il tramite, no? Tra il consumatore Esatto. e la persona, il cliente finale. Il cliente finale, tanto per essere chiaro. Massimo, vuoi aggiungere qualcosa? C'era anche, sì, la cosa importante è che la qualità dei negozi e dei prodotti è molto alta, perché a garanzia di questo è stata messa una chat in cui i consumatori, i fruitori del prodotto finale, possono commentare in bene o in male. Quindi qualche problema con la è linea. una garanzia maggiore. In più c'è una garanzia sia per c'è una garanzia maggiore sia per il negoziante che per il cliente finale, per portare a casa, insomma, cioè quello che conta è che sì, c'è uno spazio proprio promozioni in cui il negoziante espone la sua merce in offerta e quindi lui propone, il cliente è agevolato perché è una promozione scontata, ma non solo uno, quasi tutti faranno. Ci sono qualche problemino con la linea. Abbiamo problemi con la linea, si vede che Massimo in questo momento si trova in una zona un po' sfortunata per quanto riguarda la ricezione del segnale internet. D'altronde ci è stato segnalato che ci sono dei problemi in questi giorni per quanto riguarda la copertura del segnale internet, chiaramente non dovuto a noi, ma all'operatore di turno in base anche alla situazione dove ci si trova, no? Perché ci sono dei lavori e via dicendo. Anche stamattina mi è capitato di uscire, ci sono stati dei problemi anche per dei pagamenti dove non funzionavano i POS, andava la linea via e tornava. Ma torniamo invece a concentrarci al progetto di Horizon Informatica, di questo nuovo centro commerciale virtuale dove la cosa importante da lanciare, abbiamo detto, è il messaggio, no? E il fatto che tra consumatore e tra il cliente finale e l'operatore che dà il servizio, cioè la persona che ha in gestione il suo prodotto, c'è comunque un rapporto diretto, no? con l'utente finale, senza particolarità esterne, nel senso che è tutto garantito, è tutto coperto, e la cosa importante è che non ci sono altarini o giochi strani di mezzo. No? Comunque, spesso questo da chiarire. Per provarlo e testarlo basta contattare in orario ufficio dal lunedì al venerdì, le demo sono completamente gratuite per i negozianti, basta chiamare 0434 088 203 e 204 o 204 finale, saremo attivi dalle 8:30 a 12:30, dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì, o anche via mail, comunque basta chiamare e sarà contattato da un nostro commerciale. Ecco, questa è la cosa importante. Abbiamo voluto presentare questo progetto in diretta all'interno del nostro spazio informativo per cercare, insomma, di dare un segnale chiaro e trasparente, no? La cosa importante, perché nel momento in cui la crisi collegata ai vari fattori, come può essere il periodo della pandemia,
come può essere altre cose, insomma, quello che conta è che ci sono delle aziende, tra parentesi, piccole del territorio, ma grandi nell'universo del web, che si stanno espandendo, che stanno dando un messaggio, anzi stanno portando avanti un progetto chiaro e trasparente per aiutare le imprese in difficoltà a uscire da questo momento particolare. Come? Attraverso il web. Noi sappiamo che il web è ancora un pianeta da esplorare, in un certo senso, è un po' il nuovo Marte o Giove, come lo vogliamo così definire, ma ci sono delle piccole realtà importanti, radicate sul territorio, con una professionalità, un background, come va molto di moda, no? Parlare in inglese, che dà un know-how importante per cercare, insomma, di aiutare le aziende a uscire da questa situazione. Chiaramente il messaggio è aperto sia per la piccola attività sia per la grande attività, perché voi non è che fate selezione, nel senso che non siete dei selezionatori e dite tu sì, tu no. Va dal piccolo negozio anche all'industria che vuole fare una vetrina dei suoi prodotti, certo. Cioè non ci sono limiti né minimi né massimi di aziende, insomma. Chiaro. E poi soprattutto l'esperienza Horizon paga da sola, nel senso che è il biglietto da visita quando il cliente vuole fare qualcosa con voi, vista l'esperienza e il bagaglio, insomma, alle spalle che la tua azienda ha seminato nel corso di quasi 20 anni ad oggi. Siamo disponibili comunque per qualsiasi chiarimento, per qualsiasi delucidazione e qualsiasi dimostrazione pratica. Certo. Hai altre cose da aggiungere, Giuseppe? No, per il momento direi che abbiamo esposto tutto. Tendiamo in sede chi volesse venire a trovarci o, come accennato prima, telefonicamente per vedere e provare il prodotto. Certo. Allora io ringrazio come sempre Giuseppe e tutto lo staff. Ricordiamo che friulitv.net è una costola del grande mondo legato appunto a Horizon Informatica, e chiaramente, come ha detto Giuseppe, per qualsiasi cosa potete anche mandarci un'email a info@friulitv.net, che noi immediatamente poi come si dice inoltreremo all'ufficio centrale per quanto riguarda, insomma, notizie e soprattutto interessi da parte sia del cliente finale, cioè che vuole aprire la sua vetrina all'interno del nuovo centro commerciale, ma anche dell'utente che vuole magari saperne di più per quanto riguarda l'acquisto e come operare all'interno di questo nuovo progetto. Perfetto. Bene, io vi ringrazio, vi do a voi il buon pomeriggio e ci teniamo aggiornati, come si dice, per le altre iniziative. Mentre noi proseguiamo per quanto riguarda il nostro audio video giornale, perché c'è una notizia di cronaca proprio appena giunta in redazione. Andiamo a darvi proprio una veloce sfornata, perché c'è stata una vittima stroncato da un malore, accosta e si accascia nella cabina del camion, trovato morto da un collega. È successo questa mattina all'interno dell'azienda Fantoni, nell'area della zona industriale di Rivoli di Osoppo, dove un autotrasportatore, di cui non sono state fornite le generalità, è deceduto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era a bordo del proprio mezzo. Dalle prime notizie si tratta comunque di un sessantenne che era giunto dalla Croazia a bordo del camion carico di legname, pronto a entrare all'interno dello stabilimento Fantoni per scaricare, ma poco prima di poter operare si era messo in coda, insomma, in attesa di entrare. Purtroppo è stato colto da malore ed è morto praticamente sul posto all'istante. Inutili soccorsi sono giunti sia da Gemona sia da San Daniele che da Udine, ma come detto nulla da fare. Il corpo della vittima è stato recuperato e portato nella cella mortuaria dell'ospedale di Gemona del Friuli, in attesa, insomma, poi del successivo espatrio in Croazia, dove poi sarà ricongiunto verso i suoi familiari per poter svolgere il rito funebre. Vediamo se abbiamo anche qualcos'altro prima di concludere. Non ci sono altre notizie proprio importanti di cronaca, e allora chiudiamo qui la pagina informativa. Vi diamo appuntamento questa sera intorno alle 18:30, 19 per le altre notizie con la linea sera. E allora
15.04 in questo momento. Buon pomeriggio a tutti, restate con noi e come sempre mi raccomando, orecchie dritte, fari ben accesi, ben puntati e state soprattutto a tenere d'occhio quello che accade nel corso della giornata, perché qualora ci sia la necessità apriremo delle finestre informative ulteriori, come si dice edizione straordinaria, o altrimenti attraverso la nostra pagina web vi terremo aggiornati. E allora grazie ancora a tutti voi, buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi per le altre notizie. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.